Ben trovati cari amici della cultura e della nostra terza pagina, l'Ezeviro di questa vostra emittente locale di informazione. E per noi editori è iniziato il percorso ad ostacoli per cercare di modificare il DPR 146-2017, anche in sede UE, come sta provando a fare l'AREA, forse la più importante associazione di emittenti medio e piccole, emittenti locali. Nessuno vuole togliere nulla a nessuno, questo sia ben chiaro, però per il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, ai medi e piccoli editori locali spettano gli stessi identici benefici riservati agli editori più grandi. È una mera questione di democrazia oltre che di civiltà. Sono in ballo migliaia di posti di lavoro diretti, ai quali vanno aggiunti migliaia di posti di lavoro dell'indotto, di chi produce e ci fornisce gli apparati, di chi lavora sui software indispensabili al giorno d'oggi, così solo per dire. Sta per essere spenta la cultura dell'informazione al territorio, forgiata da piccoli editori che hanno imparato in decenni di lavoro a rendervi un servizio di interesse generale davvero tale per il vostro territorio, per il nostro territorio. È un semplice esempio della qualità del servizio vi arriva dalla proposta di oggi, un concerto realizzato con l'Orchestra Filarmonica I Solisti di Radio Veneto 1, una modesta realtà di provincia che ha lavorato con professionale serietà, meglio dire passione, e sta sviluppando il suo programma grazie al contributo di editori locali in tutta Italia, che con identica volontà cercano di dare la massima promozione alla cultura della musica, quella classica. Non fa audience ma fa opinione. Abbiamo semplicemente cercato di fare esattamente quello che da decenni fanno le radio private in Europa. E cito per tutte Radio Bavaria, emittente privata di Monaco di Baviera, che ha la Bavarian Orchestra, o l'HR Orchestra dell'emittente privata di Francoforte, giusto per dire. Queste due orchestre sono considerate tra le prime 10 orchestre del mondo. Cultura ad altissimo livello. E finito il concerto potrete valutare voi stessi la qualità del lavoro dei vostri editori locali, tutti, perché è certamente importante il lavoro di produzione. Piano piano l'abbiamo imparato e lo stiamo ancora imparando, ma è almeno altrettanto importante il lavoro di messa in onda per portare a voi tutti la soddisfazione e il piacere di ascoltare e partecipare ad irrinunciabili momenti di cultura di alto livello, da casa vostra, nella vostra televisione. Meritiamo di poter lavorare, ma anche di far lavorare la cultura. Ebbene, di Ludwig van Beethoven vi proponiamo il piano concerto numero 3, opera 37, solista la grande Anna Barutti, già insigne docente di pianoforte del prestigioso Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e concertista di fama internazionale. A seguire la Sinfonia numero 5, opera 67, capolavoro sempre di Ludwig van Beethoven. A dirigere il concerto uno dei talenti più affermati della direzione d'orchestra nazionale, Massimo Raccanelli, oltre che direttore d'orchestra, anche valente, ma è dir poco, violoncellista.
quarta dell'opera 126.
Dopo aver ascoltato questa meraviglia, vi sarete fatti senz'altro un'opinione sulla qualità del lavoro delle imprese locali. Mi sovviene un messaggio ricevuto durante il primo lockdown a proposito del momento di crisi nel quale era sprofondato tutto il settore dell'arte in presenza. E in questo senso ritengo sia giusto dare merito al Ministro della Cultura Franceschini per avere riaperto i teatri, gli auditorium e i luoghi di cultura. Ma ecco il messaggio. Siamo in un contesto pazzesco, a dir poco. Come diceva Einstein, la vera crisi è l'incompetenza. Sopprimere e soffocare la libera informazione e la cultura, ma soprattutto la regina delle arti, la musica, rappresenta non solo ignoranza, ma anche stupidità connessa al crimine contro l'arte. Mai parole più azzeccate. Mi raccomando, stiamo andando incontro a un periodo piuttosto difficilino. Mettiamoci tutta la nostra buona volontà per rispettare le regole. Ce la faremo. Grazie e alla prossima.